Rieccoci dopo la pubblicità nella seconda parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Nella prima abbiamo avuto il direttore generale della sanità del Veneto, il direttore della sanità Veneto, il dottor Flor. Nella seconda parte invece parleremo di un evento di solidarietà, un bel evento che riguarda dei componenti del Rotary del 20 e 60 di Campo San Piero e ovviamente di altre persone che hanno donato un'ambulanza ovviamente al popolo ucraino, quindi ascolteremo i protagonisti perché sicuramente è stato qualcosa di davvero di molto toccante. E per parlare abbiamo ospite Marco Toson, che è il console dell'ambasciata ucraina di Padova, grazie di essere con noi. Saluto Eleonora Caramana, presidente del comitato Mani Unite, grazie di essere con noi. Padre Ivan Cercescu, lo sbaglio di sicuro, l'avevo detto, che è il cappellano della Chiesa Ucraina Greco-Cattolica, grazie di essere con noi. Poi le volontarie, inizio da Claudia Bonardi, grazie di essere con noi, Giovanna Cendon, grazie di essere con noi, e anche Elda Omari, grazie anche a lei di essere con noi. Collegato da Kiev, dall'ospedale militare, abbiamo Vasil Balabanek, che ovviamente cercheremo di parlare perché a lui è arrivata l'ambulanza che è stata donata, quindi ci spiegherà un po' qual è la situazione a Kiev, ci sarà la traduzione di padre Ivan e quindi cercheremo anche di comunicare con lui. Allora inizio con il console Marco Tasò, una bella iniziativa, un'ambulanza rimessa a nuovo, mandata, ovviamente poi ci sono anche degli altri padovani, racconterò in seguito, che hanno salvato quei 3 bambini che li hanno portati a Roma, che non stavano sicuramente molto bene, con le mamme nell'ambulanza, poi parleremo anche di questo. Sì, una bellissima iniziativa che Padova si è messa subito all'opera con la grande forza di solidarietà. È un'iniziativa che è partita dal nostro centro di consolato e la fondazione che abbiamo creato come Hope Ucraina, la speranza ucraina, per dare un aiuto a tutto quello che sta avvenendo in questa catastrofe della guerra in Ucraina. Subito Padova si è messa a disposizione, è stato creato veramente una solidarietà enorme per la raccolta di beni, ma per questa ambulanza che praticamente è stata donata verso l'Ucraina e quindi è stata portata questa possibilità di dare speranza al popolo ucraino. Sì, è stata un'iniziativa che sicuramente merita lode, merita anche tra l'altro appunto alcuni soci del Rotary, quindi hanno fatto davvero qualcosa di straordinario per il bene di queste persone che ne hanno sicuramente bisogno, Eleonora. Sì, effettivamente l'iniziativa nasce su segnalazione di alcuni soci del Rotary, di alcuni Rotary del comprensorio 2060, di cui anch'io faccio parte, anch'io sono una rotariana. E quando sono stata contattata, quale presidente del comitato Mani Unite per Padova, è nata subito l'emergenza e l'esigenza di accogliere questi bimbi che erano ricoverati in un ospedale bombardato dell'Ucraina e di portarli velocissimamente all'ospedale di Roma, al Bambino Gesù e al Gemelli. E in una catena di solidarietà che contraddistingue il comitato di cui insomma io lo rappresento, abbiamo unito il più possibile tutte le nostre energie. Padova non aveva a disposizione delle ambulanze perché impegnate in altre missioni e quindi gli amici dell'Abruzzo, la Croce Gialla dell'Abruzzo, dove il comitato nell'anno 2021 si è occupato... di Lanciano, giusto? Di Lanciano, esattamente. Nell'anno 2021 il comitato si è prodigato contro la pandemia e noi volontari siamo andati in terra d'Abruzzo, a Chieti, a Lanciano e a Francavilla a vaccinare la popolazione. Proprio perché l'esperienza veneta, l'esperienza padovana poteva essere da esempio in altre regioni. Si è creata questa catena di solidarietà e quindi sono partite delle ambulanze da Lanciano, 3 ambulanze con a bordo un medico e 3 autisti. Abbiamo fatto staffetta qui a Padova. A Padova si sono resi disponibili la dottoressa Giovanna e la dottoressa Claudia, che sono qui in studio del reparto di rianimazione della pediatria, e siamo partiti al confine dell'Ungheria per andare a prendere questi 3 bimbi. 36 ore di viaggio ininterrotto, perché insomma a bordo c'erano dei bimbi che avevano delle patologie alquanto gravi. Come stanno tra l'altro questi bimbi?
I bimbi abbiamo avuto modo di avere notizie, per adesso sono tutti sotto la protezione sanitaria del Bambin Gesù e del Gemelli. Una bimba è uscita dall'ospedale ed è stata accolta dalla casa della fondazione di una nota attrice, Angelina Jolie. Siamo reduci anche di un'altra bella esperienza, perché il 13 maggio, lo scorso mercoledì, siamo stati in udienza dal Papa e questi bimbi sono stati abbracciati anche Quindi stanno benedetti bene, dal Papa. possiamo dire che stanno bene. Sono bimbi con delle patologie gravi che però adesso sono assistiti dal punto di vista sanitario. Padre Ivan, faccio una domanda così inizio, poi se riusciamo anche a sentire il pensiero del nostro medico che si trova poi all'ospedale militare a Kiev. Quando terminerà questa guerra? Magari. Che domanda che le ho fatto, vero? Ho fatto una domanda impegnativa. Noi vogliamo che adesso anche finisce, ma non è questo, non si sa, non sa nessuno. Anche se qualcuno dice sì, domani, dopodomani, fra un mese, non si può dire, è una bugia, perché non sa nessuno. Magari sa Putin e cosa vuole combinare e quando si fermerà. Ma da chi è voluta questa guerra? Io glielo chiedo quando parliamo ovviamente nelle mie trasmissioni ovviamente di questa tematica che poi d'attualità, che in tutte le televisioni ne viene parlato. Ci sono delle varie supposizioni, poi lo chiedo anche al console, che sia una manovra, dicono certi per consumare le armi, certi per acquistare parte dei terreni dell'Ucraina dove ovviamente i raccolti hanno chilometri quadrati di raccolti di grano, di tant'altro, per ovviamente prendere ancora più potere, e tanti dicono perché non vogliono andare ovviamente ad essere comandati da Putin. Qual è la vera verità? Io ve lo domando anche su di voi che poi siete volontari, che siete ovviamente chi si dà da fare perché ciò non avvenga, ma bisogna pur capire il motivo per cui. Ecco, secondo voi perché? Allora, noi da anni 90, che siamo liberati dopo caduta di Unione Sovietica, il popolo si è diviso perché il popolo è diverso, il popolo ucraino è sempre popolo diverso dal popolo russo. Però, se possiamo dire così, da primi giorni Putin e i suoi precedenti non hanno accettato questo. Questa separazione è per loro, anche per Putin e i suoi amici. Lui ha detto la tragedia più grande è questa, è caduta e staccamento, diciamo, Ucraina, altri paesi da Unione Sovietica, e lui non accetta. Secondo lei questo è uno dei motivi, il motivo principale? Ma se noi guardiamo ultime cose, che cosa sta dicendo Putin, anche qualche giorno fa abbiamo visto, lui non nomina il popolo ucraino, lui sempre parla di popolo russo, ma non nomina mai il popolo ucraino, Certo. perché non abbiamo identità per loro, non abbiamo diritto di vivere come vogliamo noi, non siamo liberi, per lui noi siamo schiavi di popolo russo. Marco Tosò, anche secondo lei l'ipotesi che diceva padre Ivan? Allora, padre Ivan ha perfettamente ragione, cioè non c'è mai stata una reale coscienza da parte dei russi di aver perso o di aver disgregato praticamente l'Unione Sovietica e quindi l'Ucraina, che è un paese forte, un paese produttivo, e c'è una grande disputa anche a livello religioso. Se noi pensiamo, cioè nessuno lo sa, ma la religione ortodossa è nata a Kiev e poi è stata portata in Russia, mentre il presidente Putin mistifica queste informazioni dicendo che è la Russia la madre della religione e di tutto quello che è avvenuto. Io ho in mia personale un'esperienza in Ucraina da 22 anni, quindi 22 anni che frequento l'Ucraina, frequento gli ucraini e frequento una popolazione che è veramente attaccata al proprio territorio e alla propria identità. Quello che viene dichiarato oggi è una falsificazione dalla parte della Russia di identificare l'ucraino come un disertore, come un antagonista, come un fascista, come una persona praticamente così. Infatti il Putin sta in questo momento agendo sì con una parte militare, ma l'azione sua forte di guerra la sta facendo con i media. Aver oscurato
media, Facebook o media internazionali come Euronews, vuol dire aver paura di quello che sta succedendo in Russia e di quello che si vuole comunicare. Ma non le sembra, poi lo chiedo ovviamente anche a Iva, non le sembra che sia una guerra un po' particolare? Mi spiego meglio, lo chiedo da ignorante quasi. Oggi nel 2022 con la tecnologia, con i mezzi moderni che ci sono, se uno vuole fare la guerra, quello più potente nel giro di una settimana conquista il territorio che vuole conquistare, se affronta una parte più debole. Invece mi sembra che sia una guerra come peggio della prima guerra mondiale, con mezzi obsoleti, con mezzi che non vogliono proprio che questa guerra termini in tempi brevi, ma che venga prolungata per consumare le armi. Ho questa vaga impressione che, chiedo venia, può essere ovviamente da parte mia un errore, però questa considerazione non me la toglie nessuno, perché una guerra che continui così, ormai siamo quasi arrivati ai 3 mesi, e che continua tutti i giorni con questi bombardamenti, con questi sistemi antiquati, mi sembra un po' nel 2022 qualcosa che non mi quadra. Riteniamo che i sistemi che stanno utilizzando i russi non sono così antiquati. Okay? Sono arrivati, stavano preparando una guerra del genere, è stata preparata almeno da un anno prima dell'attacco. Io ero a Kiev 2 giorni prima dell'attacco, prima della guerra, e abbiamo fatto una riunione tra gli ambasciatori del G7 dove tutti quanti preparavamo i piani di evacuazione, i piani di uscita di tutti i cittadini delle varie nazioni del G7. Tutti preparavamo questo, ma nessuno era cosciente e credeva che questo attacco potesse avvenire, anche se le indicazioni e le formulazioni di questo attacco era stato preparato almeno un anno prima e un almeno con una preparazione antecedente a questo. Ma nessuno ci credeva che questa cosa potesse avvenire, accadere e potesse essere così devastante. Gli armamenti che sono stati messi in gioco sono armamenti di 150.000 persone che erano posizionate ai confini con la Bielorussia, non erano sufficienti a poter sconfiggere una popolazione ucraina preparata e già pronta a rispondere. Ma nello stesso tempo l'ucraino pensavano di poter prendere l'Ucraina direttamente, la capitale Kiev e direttamente i punti focali dell'Ucraina veramente in 4 giorni. Quando l'Ucraina invece ha risposto con 40 milioni di persone, di popolo unito e coeso, con un'attività di partigiani, quello che hanno fatto i nostri partigiani durante la prima e la seconda guerra mondiale, un grande gruppo di partigiani che non combattono più con i loro missili, con i loro carri armati e così, ma combattono con i furgoncini, con i lanciarazzi e sconfiggono colonne di carri armati di 10 km. Per ritornare indietro nel Vietnam più o meno, per tornare indietro al Vietnam. Il territorio che era un attimino più facile da imboscare, da cercare di mettere in difficoltà l'avversario. D'accordo Padre Iva, poi se chiediamo anche a Vasil appunto com'è la situazione, visto che lui lavora nell'ospedale militare di Kiev, se ci può raccontare com'è la situazione a Kiev. Sì, io sono d'accordo anche con come sta parlando Marco. Sì, la guerra è sempre stata preparata da russi e loro cercavano un momento debole, anche se ricordiamo, torniamoci al 2014, hanno ottenuto un momento giusto, un po' debole da parte del nostro governo, con ex presidente, si sono fregati la Crimea. Si sono fermati? No, vanno avanti. Volevano prendersi tutto il Donbass, non hanno fatto, hanno preso questo pezzetto, però sogno loro, prendersi tutta Ucraina, come sta dicendo anche Putin e i suoi amici, ma non solo Ucraina, dopo Ucraina c'è la Moldavia, dopo Moldavia ci sono paesi baltici, anche se diciamo ma sono in NATO, no, per loro sempre hanno nominato ritornarci anni 90. E quindi Padre Iva, non ne veniamo più fuori se Putin sì. fa questi ragionamenti qui, sì. E il vostro pensiero è che non ne veniamo più fuori. Noi stiamo combattendo, stiamo facendo ognuno quello che può, però come lei stava dicendo, ma quando finisce questa guerra? Ci sono interessi. Noi abbiamo interesse che si ferma subito, perché muoiono la gente, muoiono bambini piccoli, soprattutto loro che soffrono. Sono 12 milioni ucraini che si sono spostati dalla loro casa, sono 4 milioni e mezzo che sono usciti da Ucraina,
sì, sono tanti ragazzi che sono venuti a combattere da Europa a combattere perché hanno capito che è un momento è difficile. Dobbiamo capire che comunque se l'Ucraina resiste, resiste l'Europa, perché la sicurezza dell'Europa è l'Ucraina. Passa attraverso l'Ucraina. Magari ultimo che dico, ecco, perché anche Europa nel 2014 il nostro Presidente voleva combattere, anche il popolo voleva combattere, ma tutta Europa, anche NATO, ha detto no, lasciate stare questa Crimea che si ferma. Si è fermato? No. Non si è fermato. Non si è fermato. Mi provi, Ivan, a chiedere a Vasil, ovviamente nella vostra lingua, com'è la situazione a Kiev? Lui lavora in ospedale militare, com'è la situazione all'interno dell'ospedale militare? Пан Василь, зараз хочемо почути від вас вашу думку, яка зараз ситуація в нас є на Україні. Ви працюєте також в лікарні, військовому госпіталю. Що можете сказати, яка на даний момент ситуація? Прошу. Доброго вечора всім. На даний час у Києві досить спокійно повертається багато людей, які виїхали в Західну Європу. Київ з останній місяць дуже активно швидкився. Я перекладу. Працює громадський транспорт, працює метро. Київ спокійно. Що ми можемо сказати про схід України? На східній Україні, особливо на Донбасі, тривають важкі бої. Борються наші захисники за Северодонецьк, таке центральне місто в Луганській області і Донецькій області, Донбасі. Di momento. Я буду перекладати так потрошки по попереченню. Sì, lui per il momento si trova all'ospedale militare di Kiev, dice che Kiev sta rinascendo, la gente sta tornando da altri posti dove sono stati nascosti, la gente sta tornando anche da Europa. In Kiev adesso funziona anche metropolitana, sì, la vita si è ripresa. In effetti io ho visto delle immagini, collegamenti ovviamente alle altre emittenti a livello nazionale che a livello mondiale, che durante il giorno la vita, vedevo le strade, i collegamenti, era quasi normale, vedevi passare le automobili, vedevi la gente camminare e tant'altro, poi dicevano che il coprifuoco arrivava alla sera anche che è stato ritardato, e quindi, però la vita a Kiev è un po' diversa dall'altra parte dell'Ucraina, dalla parte del Donbass, dalla parte ovviamente dove c'è la guerra vera. Beh, Kiev è capitale, poi è grande, è enorme, con tutte le industrie, con tutte le fabbriche che ci sono, comunque la gente che vuole vivere anche dovrebbe lavorare e si riprende la vita normale, sì. Per il momento c'è problema, un gran bisogno di carburante, questo però si sta lavorando anche su questo. Sì, poi torneremo ovviamente perché sì, il tema della puntata è ovviamente la solidarietà che sì, viene fatta ovviamente nei confronti, che poi una solidarietà mi sembra che è stata percepita da parte di tutto il mondo nei confronti dell'Ucraina, insomma la sensibilità della gente, noi italiani su questo siamo campioni del mondo davvero, siamo sempre disponibili e quindi abbiamo una bella testimonianza. Sì, abbiamo avuto una prima fase veramente di solidarietà di tutto il mondo, l'Italia si è messa veramente in gioco per poter dare solidarietà in tutti i settori, in tutti i modi. Abbiamo comunque in questo momento una riduzione da parte, cioè è stata un'accelerata all'inizio, in questo momento abbiamo una riduzione riguardo agli aiuti. Oggi in questo momento più di prima c'è bisogno invece di dare veramente una mano all'Ucraina e io suggerisco di seguire i parametri che noi abbiamo messo a disposizione a livello nazionale, abbiamo creato questa informazione, questo sistema di aiuto in tutti i settori, in tutte le maniere, a livello anche sanitario, che è fondamentale, che sarà la fase che arriverà nei prossimi mesi e vi invito tutti quanti a seguire Hope Ucraina, è stato creato un sito www.hopeukraine.it dove diamo tutte le indicazioni di cosa fare, in che maniera fare, per dare un contributo. Può chiedere, Ivan, sempre a Vasil, com'è la situazione, cioè nell'ospedale militare dove lavora lui è medico, ci sono soldati che arrivano dalla guerra feriti, che arrivano e devono essere ovviamente curati, ecco, com'è la situazione? È abbastanza sopportabile oppure anche loro hanno bisogno di medici, di tant'altro, insomma, perché se la guerra è guerra, quindi l'aiuto deve arrivare anche sotto questo punto di vista.
Василь, хочемо почути від вас також, як ви бачите, яка зараз ситуація в вашій лікарні і які ваші найбільші потреби, що ви можете сказати, чи приїжджають ще наші солдати, які є поранені. Але так, можливо, такими коротенькими речами я буду зразу перекладати. Дякую. Зараз, дякувати Богу, ситуація стабільна. Масових поступлень пацієнтів немає. У нас центральний військовий госпіталь, і ми вже надаємо більш спеціалізовану допомогу. Тобто до нас приїжджають вже стабільні пацієнти, які отримали первинну медичну допомогу у госпіталях в тилу військових дій. Sì, lui sta dicendo che per il momento all'ospedale militare di Kiev la situazione è stabile perché non arrivano più come prima i soldati feriti con le ferite fresche, diciamo. Stanno arrivando, sì, però è tutto regolare, tutto controllato e stanno arrivando dagli altri ospedali che magari hanno bisogno di cure più specifiche, però già sono che hanno ricevuto primo aiuto ospedaliero, sì. E quindi loro sono diciamo, una situazione non allarmante? Non allarmante come prima, sì, sì. Più tranquilla e più stabile, sì. Beh, sicuramente però, Padre Ivan, nel concetto che c'è una guerra, è un ospedale militare che è tranquillo, mi dà l'idea insomma, che Kiev stia vivendo davvero in un altro... I primi giorni sì, ma adesso è tutto diverso perché il combattimento si è spostato alla zona di Donbass, vicino a Crimea, invece Kiev è sopra, sì, sì. Sono molto più operativi gli ospedali nella zona del conflitto. Sì, zona di conflitto. Ok, quindi è stato meno influente la zona di Kiev, la zona di Leopoli, dove praticamente venivano portati prima i feriti. Sicuramente nel pensiero mio ovviamente gli attacchi lì, ovviamente gli ospedali che sono stati abbattuti, tant'altro, ovviamente tutti gli ospedali hanno necessità di essere in allarme perché possono arrivare dei feriti, quindi... No, ma però non c'è allarme come prima che arrivavano sì, ho capito, sì, con le ferite aperte, tutto si andava... Sotto questo punto di vista è un pensiero che potrebbe essere consono e positivo nel termine che la Russia sta diminuendo oppure l'Ucraina sta mettendo in serie difficoltà la Russia e questa guerra potrebbe terminare. Questo modo di vita... No, forse è stato percepito male, cioè vuol dire i morti e i feriti ci sono comunque e la quantità è enorme comunque. Kiev è meno influenzata dall'arrivo di queste persone, mentre i posti confinanti nelle zone di conflitto ci sono e sono sovraccariche di feriti e di morti. No, su questo Quindi non esiste questa cosa, esiste che il sistema si è riorganizzato nel paese, siccome l'Ucraina è molto più grande, è 3 volte l'estensione dell'Italia come superficie, e quindi si sono riorganizzati i sistemi di raccolta degli ospedali più limitrofi piuttosto che gli ospedali centrali rispetto a Kiev e Leopoli. No, su questo avevo capito, però la mia domanda era inerente che ovviamente perché io le dico quello che leggo, quello che sento anch'io, che ovviamente gli ucraini hanno preso posizione rispetto all'inizio per ovvi motivi e per vari motivi anche per i vari aiuti che sono arrivati. Questo può far sì, la domanda era questo, che i russi vedendosi anche loro in difficoltà chiudono ovviamente i combattimenti, può esserci questa possibilità? Purtroppo no. Purtroppo ecco, no. Questa Purtroppo no. Purtroppo questo non sta avvenendo e c'è una riduzione, una concentrazione di combattimenti su alcune zone. Come dicevo prima, i combattimenti sono più a livello di partigiani, cioè di fazioni. L'esercito ucraino è rafforzato ma è molto sparpagliato e quindi cercano di non essere un blocco unico ma essere sparpagliato su più territori. Dovete pensare che la zona del Donbass, Lugansk, fino ad arrivare a Mariupol, parliamo di un terzo dell'Ucraina e parliamo come fosse tutta Italia. Se l'Italia è 3 volte più piccola, quindi parliamo di un territorio molto vasto. Quindi sono posizionati in diverse zone e quindi i combattimenti avvengono su tanti territori. Certamente che le zone più colpite sono i territori centrali di Kharkov, Mariupol, verso la Crimea,
dove praticamente sono le zone Ma più... questa guerra, console, secondo lei perché ha messo in difficoltà l'economia di tutto il mondo? O era che questa è una cosa, era già iniziata prima della guerra, però si diceva e si continua a dire che la guerra era dal 2014, che era lì per lì pronta per essere iniziata, quindi le varie strategie economiche da lì avevano iniziato ad avere un cambiamento e quindi da lì hanno cambiato anche l'economia del mondo? Noi dal 2014 denunciamo che esiste una guerra nel Donbass e abbiamo continuato a dichiarare, il popolo ucraino ha continuato a dirlo che c'è una guerra. Nessuno ci ha ascoltato, perché io ho fatto anche diverse trasmissioni anche su questo studio dicendo che c'è questa guerra, ma i media e la comunicazione nessuno ascoltava che esisteva realmente una guerra e un conflitto su dei territori occupati su queste aree. Solamente ora il mondo si è accorto che è stato attaccato un paese. Si è attaccato un paese e un sistema, solamente per una grande tragedia globale che sta avvenendo ai confini dell'Europa e sta influenzando tantissimo l'Europa. Tutti si sono accorti che rendendo debole un territorio come l'Ucraina, quindi avendo una guerra alle porte di casa, può indebolire l'Europa stessa e in questa maniera lo stiamo ragionando anche nelle industrie dove ci sono le mancanze di materie prime, di energia o di altre situazioni dove praticamente sta crollando il sistema economico mondiale. Tutto il mondo. Dopo chiedere, poi andiamo in pubblicità, padre Ivan, a Vasil, secondo lui quando terminerà questa guerra? Пане Сей, хочемо від вас почути, як ви думаєте, коли закінчиться ця війна? Слухаючи наших військових і експертів, які прогнозують, в ідеалі, при ідеальних розкладах прогнозують не раніше осень. Не раніше. Sentendo i nostri militari, i nostri generali, lui sente le voci dopo estate. Dopo l'estate. Autunno. Speriamo che arrivi l'estate presto allora. Va bene, sì, perché davvero è una cosa preoccupante perché doveva terminare in un mese, poi due. Ci speriamo tutti. Ci speriamo tutti davvero. Va bene. Andiamo in pubblicità invece poi andremo a parlare dell'iniziativa di volontariato nei confronti dell'Ucraina con l'ambulanza e con tant'altro. A tra poco.